Cari amici, il mese di agosto è già arrivato, il periodo giusto per preparare i pomodori secchi. Già in precedenza ho fatto qualche piccolo reel, ma molto veloce. Oggi le prepareremo passo passo tutto il periodo che ci vuole per farli diventare secchi, disidratati. Ci serviranno dei pomodori, vedete, San Marzano, ben maturi, che io ho appena lavato benissimo. E poi nient'altro, solo un po' di sale, anziché mettere quello fino. Oggi metterò questo sale medio da cucina, vedete, noi in Sardegna lo troviamo, è meglio di quello fino, naturalmente quello grosso non va bene questo. E poi una cassettina, può essere un cestino vecchio se ce l'avete, una cassettina così di legno, ma può essere anche di plastica. Io l'ho foderata bene con della carta da cucina, però voi potete mettere anche degli strofinacci. Allora andiamo a tagliare i pomodori. Non andiamo fino in fondo, lo lasciamo un po' attaccato finché regge. Mettiamo così. Li poggiamo sopra la cassettina. Se volete potete tagliare anche la punta, ma non fa niente anche se la lasciate, altrimenti così e aprite. Questi poi andranno sovrapposti. Ben maturi. Come vi ho detto, andiamo a riempirli di sale medio questa volta. È quello che si usa anche per la preparazione dei maiali durante l'inverno, per la conservazione delle carni oppure del lardo. Come avete visto ho riempito dappertutto, in ogni sua parte, il pomodoro col sale. Adesso andrò subito a metterlo nel sole, sotto il sole, in un posto naturalmente in alto che non arrivano gli animali, e poi di notte li ritirerò affinché non prendano umidità. Questo se domani io vedo, l'indomani, che c'è qualche parte che non è ben, il sale non c'è ben messo, io ne rimetto altro così, un angolino per esempio ne aggiungo sempre. Si devono seccare e disidratare completamente, ci vorrà dai 5, 6, talvolta anche 7 giorni. Noi insieme, tutti insieme, vedremo tutto il procedimento. Come vedete amici, il primo giorno esposti in pieno sole hanno lasciato un po' del succo. Io ho cambiato la carta e li ho anche girati, vedete che così li lascio qualche ora così in modo che scoli bene tutto il succo. Ecco, come vi ho detto, ho cambiato la carta, ho rigirato i pomodori e vado a aggiungere ancora un po' di sale perché ci sono dei punti ancora molto vivi, così. Ricordatevi che stiamo facendo quelli, i pomodori secchi per il condimento, come li facciamo noi in Sardegna, però anche in altre parti d'Italia. Andiamo subito a esporli per il secondo giorno al sole.
Ecco qui i pomodori già pronti per la conservazione. Sono rimasti circa una settimana sotto il sole. Naturalmente di notte li portavo dentro ed eccoli pronti, tutti disidratati per metterli dentro i barattoli. Andiamo a conservarli. Iniziamo allora a mettere i pomodori dentro i barattoli come li facciamo noi in Sardegna. Questi non verranno messi sott'olio perché è una conservazione diversa. Noi la usiamo per insaporire i piatti come la cacciagione, il brodo e tanti altri. Infatti ogni pomodoro, quando andiamo ad usarlo, verrà pestato così a coltello e aggiunto nel soffritto. Siccome sono salati, naturalmente c'è del sale, un po' si potrà anche toglierlo, potete anche lavare un attimo, e bisogna stare attenti quando dobbiamo aggiungere il sale alle pietanze perché è già salato di suo il pomodoro. E possiamo mettere poco di sale ancora sul fondo, così ad uno lo prendiamo e lo portiamo in fondo, così uno sopra l'altro, di fianco anche, in modo che ce ne stiano. Ogni tanto possiamo mettere o una foglia di alloro, che lo possiamo tagliare in due così, secondo i vostri gradimenti, oppure anche un po' di basilico. Spesso noi mettiamo anche il basilico così in mezzo tra una e l'altra. Mettiamo ogni tanto poco di sale ancora. Il basilico questa volta glielo metto sopra. Ancora un po' di sale e chiudo. Lo conserveremo in dispensa, lontano dalle fonti di calore, naturalmente dal sole, e ci aspetterà per l'inverno.